La cucina siciliana è vastasa o sono solo coincidenze? Intanto partiamo da cosa sia il vastaso. Viene dal greco vastazos, facchino. Nel periodo spagnolo il vastaso trasportava la gente sulle sedie volanti e per farsi strada ricorreva a parolacce e bestemmie. Vastaso. Quindi ti avviso che in questo video ci sono un poco di allusioni vastase. Ma torniamo alla cucina siciliana. È vastasa. Già di primo mattino ci sono calzoni e rollò con würstel, dove ogni allusione non è affatto casuale. In America hanno il caffè lungo, noi lo abbiamo corto, ma in compenso abbiamo il salame turco e l'africano al cioccolato. Questo sarà per via delle dominazioni subite, ma a Vastasaria a noi non ci deve dare comando nessuno. Infatti se a Perugia hanno i baci perugina, noi abbiamo i minneri virgine. Attenzione, qui non sono contemplati i cornetti. I cornetti chi ce li ha se li tiene. Qui c'è l'insalata vastasa, la stessa parola lo dice, e la cucina vastasa incontra sempre il doppio senso. In Campania ci sono le uova alla monachina, noi abbiamo la pasta col picchipacchio. Il gambero di Mazzara è rosso, colore della passione, e la testa te la devi, la sarda è viva. E poi c'è la bottarga di Mugine, la bottarga di tonno e la bottarga di tua sorella. Baccalà, secondo il professore Vincenzo Mortillaro, riconduce al sesso femminile. In Norvegia lo fanno essiccare e diventa stoccafisso. In Liguria lo chiamano brandacuyun. No, da noi brandacuyun è che lo fa essiccare. Noi non resistiamo, ne andiamo ghiotti e forse per questo lo facciamo alla ghiotta. Se in Italia c'è il tiramisù, questa è la patria del cannolo. Leggenda racconta che il cannolo sia un dolce nato per scherzo nel periodo di carnevale, esattamente a forma fallica. Ma essendo troppo volgare decisero di togliere il sopra e il sotto. La cialda friabile però si rompeva e qualcuno decise di fare un taglio netto su e giù, ed ecco il cannolo come lo conosciamo noi. Da allora nacque il modo di dire: non me lo rompere, taglia, vastasi. Infine il gelato, questo figlio di sherbet è nato qua. A chi poteva venire l'idea di commercializzare la neve con spremuta di agrumi e zucchero? Solo a chi doveva stemperare bollenti spiriti. 1686, Procopio Cutò, qua sempre caldo ha fatto. Per questo il gelato è da consumare subito, come il matrimonio, e siamo gli unici ad avere il pezzo duro. Vai sta sunazze. E la mia casa è Piazza Grande.